Una buona giornata, vigilia di Ferragosto, non manca la cronaca per questo nostro Focus TG di oggi, perché vi dobbiamo dar conto degli ultimi aggiornamenti sulla morte di marito e moglie a Fara Vicentino. Ieri il ritrovamento dei corpi, la sollecitazione della sorella che non sentiva più la moglie, la donna di questa coppia da una settimana. Sono stati mobilitati naturalmente i vigili del fuoco. I corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Occorrerà chiarire adesso le cause del decesso. In diretta per noi sono già pronti Nancy Galdi, Andrea Benetti, vedo anche la sindaca Teresa Sperotto per questa vicenda che ha colpito duramente la comunità di Fara. Nancy, buongiorno. Sì, buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Fara Vicentino, dove appunto ieri sono stati ritrovati i corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e Gianna Cunico, 66 anni, all'interno della loro abitazione in via Stadio, a pochi metri dall'incrocio semaforico con via Reale. I loro corpi, come dicevi, erano già in stato avanzato di decomposizione e sembrerebbe fossero lì da 10 giorni almeno. Lei era sull'uscio all'ingresso, lui in bagno, entrambi solo parzialmente vestiti. Una scoperta agghiacciante, quella dei vigili del fuoco di Bassano, chiamati dai carabinieri, che hanno forzato la porta d'ingresso e si sono ritrovati davanti questa scena. Siamo con la sindaca Teresa Sperotto. Sindaca, le operazioni ieri sono andate avanti per tutto il pomeriggio fino a sera. Cosa sappiamo al momento su questa tragedia? Allora, al momento novità non ce ne sono, siamo fermi alle dichiarazioni rilasciate dai carabinieri ieri sera, stiamo attendendo anche noi, anche per avere un'idea di cosa sia realmente successo. Lei li conosceva? Allora, io conoscevo di vista il signor Lanfranco, la moglie non l'avevo vista, o meglio, non la conoscevo perché la si vedeva pochissimo in paese. Sarebbe stata la sorella di Gianna a dare l'allarme e tra l'altro anche i vicini di casa dei due sono i parenti, però la loro situazione sembrerebbe complicata anche in famiglia, avrebbero interrotto i rapporti. Allora, di questo di preciso non lo so, di sicuro si vedevano poco tra loro tre. Ecco, un vero e proprio giallo che lascia molti interrogativi non solo per le circostanze della morte ma anche per l'età e soprattutto per la posizione dei loro corpi. Lei sull'uscio, lui in bagno. Sì, questo mi è stato detto, nulla vieta comunque che possa trattarsi di una morte naturale per entrambi, proprio perché erano in simbiosi loro due, loro vivevano all'interno della loro proprietà, per cui posso pensare che magari manchi uno o l'altra e ci sia una reazione della persona che vede cosa è successo all'altro. Una tragedia per la comunità. Decisamente una grande tragedia e veramente un senso di smarrimento, quello sì. Grazie alla sindaca. Sono ora in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto. Ad oggi sembrerebbe che sui corpi non ci siano segni di violenza, ma sarà adesso l'autopsia a chiarire le cause del decesso, a far luce sulle cause del decesso e a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Lanfranco e Gianna. Lina, per il momento qui da Fara è tutto. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Nancy, grazie ai colleghi di Bassano del Grappa, grazie per la disponibilità come sempre alla prima cittadina di Fara Vicentino. Davvero una vicenda che va chiarita e sulla quale, come diceva la collega, sarà l'autopsia a poter dare ulteriori risposte. Di certo la Procura ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto. Abbiamo visto le immagini raccolte dai colleghi di Bassano ieri sera dei carabinieri sul posto per tutti i rilievi del caso.
caso. Andiamo avanti con la cronaca. Il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso 6 provvedimenti di daspo urbano per un periodo di 3 anni nei confronti dei partecipanti alla rissa dello scorso 1° agosto a Conegliano, quando personale del commissariato di polizia era intervenuto in via Matteotti nei pressi di un bar. Sul posto erano stati individuati 6 soggetti, 2 marocchini, 4 romeni di età compresa tra 23 e 49 anni, tutti residenti in città, già aggravati da precedenti. All'esterno del bar, nelle vicinanze dei tavolini esterni, vi erano numerose bottiglie di vetro frantumate, tracce di sangue riconducibili all'episodio. 3 feriti erano stati tra l'altro trasportati all'ospedale civile di Conegliano. A seguito delle indagini svolte dalla divisione anticrimine, il questore ha emesso 6 provvedimenti, si chiamano DACUR, questi daspo urbano, che impediranno ai destinatari l'accesso negli esercizi pubblici limitrofi a quello teatro della rissa. Sappiamo che Conegliano tra l'altro era stata proprio in questi mesi teatro di più fatti di violenza, tanto che il sindaco Fabio Chies aveva chiesto alla prefettura un potenziamento dei controlli con ronde costanti per cercare di limitare questi fatti di violenza. Sulle strade adesso sappiamo che quello che si apre sarà un weekend impegnativo per il traffico. Anche ieri è stata una giornata complicata. Andiamo a rivedere le immagini dell'incidente che si è verificato in mattinata ieri in A4 tra Padova e Vicenza, con 2 feriti e un'auto che ha preso fuoco. Poco dopo le 5 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Vicenza per un incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli, uno dei quali ha preso fuoco come conseguenza dell'impatto. Sul posto sono intervenute l'autopompa e l'autobotte della sede centrale di Padova e l'autopompa della centrale di Vicenza. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'incidente. 2 persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell'autostrada per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo 1 ora e mezza. E a Padova, nell'area islamica del cimitero Maggiore, ieri l'ultimo dolorosissimo saluto al bimbo di 3 anni, Yahya Mohammadi, investito, ve lo ricorderete, a Crocetta del Montello nei giorni scorsi dall'auto condotta da un ragazzo di poco più di 20 anni, dopo 4 giorni di ricovero in ospedale a Padova. Il bimbo non ce l'aveva fatta, ieri è stato il momento della sepoltura. In un silenzio surreale, gli uomini della famiglia Mohammadi hanno salutato il piccolo Yahya, la cui vita è stata spezzata lungo la strada a Crocetta del Montello. Una cerimonia che si è svolta nell'area islamica del cimitero Maggiore di Padova alla presenza di circa una ventina di persone, oltre ai familiari e alcuni membri della comunità islamica piacentina, dove viveva il bambino con i genitori e 3 fratelli. Non è voluto mancare il datore di lavoro del padre del bimbo, una famiglia esemplare e tranquilla, gran lavoratore. Ho visto nascere questo bambino, l'ho visto crescere, ha spiegato Marco Crotti, titolare dell'azienda dove il papà del bimbo lavora. La piccola bara, la preghiera ed il dolore immenso e composto dei parenti. Quasi protetto dall'abbraccio della famiglia, la carezza di una mano sulla bara prima della sepoltura. La tragedia è venuta dopo una giornata di divertimento per Yahya ed i fratellini che insieme avevano giocato in un parchetto poco lontano dalla casa dei nonni. Poi in un attimo si è consumato il dramma. Il piccolo si è divincolato ed ha lasciato la mano di uno dei genitori. Ha attraversato la strada all'improvviso mentre stava arrivando l'auto guidata da un 21enne residente a Pederobba. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed ha disposto una perizia cinematica per chiarire l'intera dinamica dell'incidente. Il 18 agosto è stato fissato il sopralluogo nel punto in cui è avvenuto lo schianto, con la presenza anche dei professionisti nominati dalle parti. Torneremo tra poco a parlare di traffico, di conseguenze naturalmente del traffico e di sicurezza stradale e con l'appello naturalmente a fare sempre grandissima attenzione. Nel frattempo apriamo
Una pagina dolorosa anche questa su un altro tema dell'estate, purtroppo, e non solo, perché ormai i furti e truffe, lo sappiamo, valgono tutto l'anno. Ecco, da Mestre arriva la storia di una anziana che è morta di crepacuore pochi giorni dopo aver subito la cosiddetta truffa del finto carabiniere. Ce ne parla in diretta la collega Anna Maria Parisi, che si trova con Sandro Ponchio. Anna, buongiorno. Buongiorno Lina e Anna Maria Sommartino. Come dicevi tu, questo è il nome dell'anziana truffata dal finto carabiniere, 88 anni, di Mestre. Non ce l'ha fatta, appunto, è morta lo scorso 12 agosto, 9 giorni esatti dopo la truffa, proprio qui nella sua casa di via Monteberico, dietro via Vallon. Siamo in zona Carpenedo, sempre a Mestre. Tutto è iniziato il 3 agosto scorso, quando la coppia dei finti carabinieri ha messo in atto un piano decisamente diabolico, con uno dei due finti carabinieri che prima ha telefonato chiamando al numero fisso di casa, dicendo al marito della donna, il signor Luciano, di lasciare l'appartamento e recarsi immediatamente alla caserma dei carabinieri di via Palazzo a Mestre, caserma che non esiste a questo indirizzo, per andare a denunciare il fatto che la sua carta di credito la sua carta di identità, scusate, gli fosse stata clonata e fosse stata utilizzata per mettere in atto una rapina in una gioielleria di Treviso. Quindi l'uomo esce e l'altro finto carabiniere a campo libero citofona qui al campanello di casa di via Monteberico. Anna Maria lo fa salire e con una scusa il finto carabiniere le dice che deve controllare che i gioielli in suo possesso non siano quelli utilizzati o meglio sottratti nella rapina alla gioielleria di Treviso, e quindi li deve analizzare in caserma. Anna Maria, fiduciosa, glieli consegna, dopodiché capisce di essere stata truffata. Immediato l'allarme che scatta con l'intervento della polizia locale, fermata dal marito, il signor Luciano, in Piazza Ferretto. Quindi l'intervento tempestivo della Polfer, che blocca l'uomo, il finto carabiniere, in un treno a Bologna, treno diretto verso il sud. Quindi Anna Maria effettua il riconoscimento sia dei suoi gioielli che del truffatore. Tutto a posto? No, perché dopo 9 giorni dal fatto, nonostante l'anziana sia rientrata in possesso dell'intera refurtiva, di tutti i gioielli, è stato troppo forte lo shock subito, ma soprattutto, diranno i vicini di casa, troppo forte anche il senso d'angoscia per essersi fidata così ciecamente di una persona. Quindi, vinta e sopraffatta dal trauma, Anna Maria non ce la fa, morirà, come detto, di crepacuore qui nella sua casa di via Monteberico. I funerali si terranno la prossima settimana, martedì 18, sempre qui a Carpenedo, e verranno officiati da Don Gianni Antoniazzi nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. Lina, è tutto con questa storia davvero triste, drammatica e tragica. Ti restituisco la linea. Grazie ai colleghi di Venezia. Abbiamo visto anche l'epigrafe di questa signora, di questa anziana. Purtroppo lo sappiamo bene quando vi raccontiamo le storie di truffe, che nelle vittime di questi episodi rimangono delle ferite profonde che fanno fatica a rimarginarsi. In questo caso abbiamo visto a cosa può aver contribuito a portare questa truffa subita dalla signora Anna Maria. Noi andiamo a Belluno, dove c'è un 87enne invece di Ponte nelle Alpi che ha subito il medesimo raggiro. Anche in questo caso, e prontamente, la Polizia di Stato ha individuato e arrestato 4 uomini, pensate, trasfertisti dalla provincia di Bari. Anche in questo caso abbiamo sentito prima il viaggio in treno, no, dei responsabili della truffa alla signora Anna Maria, recuperata tutta la refurtiva.
È una battaglia che va combattuta sicuramente dal punto di vista repressivo, ma prima ancora dal punto di vista preventivo. Non conosce sosta l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani ed è la cronologia degli episodi denunciati a Belluno a confermare l'attacco sfrontato alle persone sole e indifese. Dopo il caso che ha visto protagonista una novantenne della Pieve Castionese che grazie all'immediato allarme ha messo i carabinieri sulle tracce della finta poliziotta fermata a bordo di un treno con la rifurtiva nel bagaglio, pochi giorni fa lieto fine anche per la truffa ordita ai danni di un 87enne di Ponte nelle Alpi, raggiunto da diverse telefonate. Dall'altra parte della cornetta un falso carabiniere. La targa dell'auto dell'anziano sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina e proprio in quella rapina sarebbero stati rubati dei gioielli. Il copione è quello oramai noto della truffa del finto appartenente alle forze dell'ordine. La vittima viene tenuta al telefono per ore, isolata da familiari e forze di polizia. Poi arriva il falso militare, entra in casa e si fa consegnare gli oggetti preziosi da verificare. Nel caso di Ponte nelle Alpi la consegna avviene addirittura 2 volte. La chiamata al 113 mobilita la squadra mobile di Belluno che si mette sulle tracce dei truffatori fermati a Cadola. A bordo dell'auto 4 uomini, tutti della provincia di Bari, un 49enne e 3 sulla Trentina. Solo uno di loro risulta incensurato. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti del gruppo. Partenza dalla provincia di Bari, una notte in un hotel a Marghera, quindi l'arrivo nel bellunese. Un itinerario ritenuto compatibile con quello tipico delle bande trasfertiste specializzate in questo genere di truffe. Decisivo anche l'analisi del cosiddetto telefono citofono utilizzato per guidare a distanza chi entra materialmente nelle abitazioni delle vittime. E nella casa dell'anziano, infatti, vengono sottratti tutti gli ori presenti, alcuni di grande valore economico, altri soprattutto affettivo. Un particolare fotografa perfettamente il meccanismo della truffa. Quando arrivano gli investigatori, la cornetta del telefono fisso è ancora occupata. L'anziano è convinto che dall'altra parte ci siano ancora i carabinieri. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento della refurtiva, nascosto sotto lo sterzo dietro il vano della scatola dei fusibili. Un fulara conteneva circa 400 grammi di monili in oro. I 4 sono stati arrestati per truffa aggravata e trasferiti nel carcere di Baldenic. Dopo l'udienza di convalida, per loro è scattato l'obbligo di dimora nel comune di domicilio. Ricordo a tutti che nessuna forza dell'ordine è legittimata dal nostro ordinamento a ricevere alcun tipo di riscossione, né con monili d'oro né tantomeno con denaro, e di segnalare anche se sono semplicemente dei tentativi di truffa ai canali, ai numeri di emergenza, al 112 e al 113. Appello rivolto con tutta evidenza a chiunque si occupi degli anziani, familiari o badanti. Per i 4 malfattori sarà emesso il foglio di via obbligatorio da Belluno, assicura il questore Roberto Della Rocca, che il prossimo 21 agosto incontrerà i cittadini alla biblioteca di Lozzo di Cadore, dove è in calendario l'incontro I truffatori non vanno in vacanza. E tra l'altro capita anche di rado, ma capita che anziani possano patire delle sofferenze anche in strutture in cui dovrebbero essere invece al sicuro. Ha fatto scalpore il caso dell'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, con 2 operatori sociosanitari della casa di riposo sospesi dal servizio, accusati di maltrattamenti fisici e morali rispetto agli anziani ospiti della struttura, e altri 8 sono stati indagati. Atti di violenza fisica e morale e atteggiamenti di deliberata indifferenza ai bisogni di assistenza e cura degli anziani. Sulla base di questo quadro, il GIP di Treviso ha disposto la sospensione dal servizio di 2 assistenti sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. L'indagine dei NAS, coordinata dalla Procura di Treviso, parla di un clima di costante vessazione, paura e sopraffazione che incideva in modo significativo sulla qualità di vita e sulla dignità personale degli ospiti della struttura. Ai 2 OS, un 58enne di Ponte delle Alpi e una 65enne di Vittorio Veneto, viene contestato l'articolo 572 del Codice Penale, maltrattamenti aggravati contro persone anziane con disabilità. Il presidente del Malanotti, Giuseppe Maso, era a conoscenza da tempo delle indagini. I 2 dipendenti sospesi dal Tribunale non erano già in servizio da un mese. Nei confronti di uno dei 2 abbiamo già avviato un procedimento disciplinare. L'Istituto non è
parte del processo, valuteremo quando riusciremo ad avere accesso agli atti se costituirci parte civile, sicuramente chiederemo i danni di immagine e ovviamente seguiremo nel dettaglio la vicenda. Nel corso della stessa inchiesta sono anche stati indagati altri 8 operatori sociosanitari del Malanotti, avrebbero tenuto comportamenti omissivi nei confronti dell'atteggiamento dei colleghi. Perché non erano più in servizio questi 2 OS? Formalmente la comunicazione della sospensione è arrivata nei giorni scorsi, però loro hanno valutato, d'accordo con la direzione, di prendersi un momento di pausa e di riflessione in attesa degli sviluppi e ovviamente appena scadranno i giorni di ferie e le malattie verranno emessi provvedimenti formali di sospensione. Quindi erano già coscienti del fatto che ci fosse un'indagine nei loro confronti? Sì, assolutamente sì. I Nasti Treviso hanno ribattezzato l'operazione Recidivum, considerandola la naturale prosecuzione di una precedente inchiesta che nel marzo di quest'anno si era conclusa con la condanna di un altro operatore sociosanitario della stessa RSA. Siamo preoccupati, naturalmente, non possiamo che esprimere solidarietà e vicinanza alle persone che stanno all'interno della struttura e ai familiari della persona eventualmente colpita. Può succedere, come è già successo, che ci sia qualche operatore che purtroppo non esegue il proprio lavoro con professionalità e empatia, mi viene da dire, ma ci sono tantissimi operatori, tantissimo personale che invece è di alto livello. E questo naturalmente ci sentiamo di confermarlo e appoggiarlo, attestarlo anche noi, davvero le classiche mele marce purtroppo. Allora, in questa diretta noi parleremo a più riprese del Ferragosto sotto tanti punti di vista, lo immaginerete, in moltissimi sono in vacanza in questo periodo, molti si sposteranno proprio oggi con un traffico che andremo a vedere poi i dati da bollino rosso in questo fine settimana, sia per le partenze di oggi che per i rientri di domenica. Una situazione abbastanza complessa. In tutto questo c'è, per chi rimane a casa, naturalmente una serie di eventi che il territorio propone, a cominciare dal grande spettacolo di Prato della Valle a Padova. Sono previste 25.000 presenze, si stanno ultimando gli ultimi preparativi soprattutto per garantire la sicurezza, perché sappiamo che in questi grandi eventi ormai le norme sono diventate stringenti. E allora andiamo in diretta con Federico Fusetti, Federico Cibotto, proprio da Prato della Valle, per sentire le novità che sono state tra l'altro normate in questi giorni da un'ordinanza. Qual è la situazione, Federico? Buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Io e Federico Cibotto siamo in città e siamo qui proprio in Prato della Valle per mostrarvi cosa accade in queste ore. Si stanno completando i lavori di allestimento del grande palco che vedete alle mie spalle, una decina di persone impegnate in questo momento, dietro si staglia la Basilica di Santa Giustina, quindi insomma il colpo d'occhio tra l'altro è anche molto bello, però come dicevi è giusto partire dalla sicurezza e quindi sarà veramente un Prato della Valle blindato per molti versi, con centinaia di uomini delle forze dell'ordine e un centinaio di steward che regoleranno l'accesso. Perché? Perché in Prato della Valle non potranno arrivare tutti, è una piazza che così a spanne potrebbe contenere anche 100.000 persone, ma in realtà sarà limitato a 25.000 l'accesso e nei 9 punti, 9 strade che qui intorno potranno essere percorse per arrivare in piazza ci saranno dei contapersone, quindi diciamo la misura di chi arriverà vicino al palco sarà precisa proprio perché ci sarà una rilevazione costante del numero di persone. Sono più i divieti forse di quelle che sono invece le cose consentite qui in Prato della Valle, nel senso che non si può portare tutta una serie di oggetti. Pensate che l'ordinanza contempla anche il divieto di portare droni in Prato della Valle, insomma ci pare ovvio, ma è chiaro che è stato obbligatorio anche normare questo. Qui domani mattina ci sarà ancora il mercato come
tutti i sabati, perché non dimentichiamoci che Ferragosto cade di sabato quest'anno, il mercato che sarà consentito fino alle 14, poi ci sarà insomma tutto il tempo per completare l'allestimento, i bagni chimici, gli stand gastronomici eccetera, e quindi anche la viabilità subirà delle conseguenze. Il grande parcheggio, che Federico adesso non vi mostra il parcheggio ma vi mostra la facciata dell'ex Foro Boario, lì dietro c'è un parcheggio molto grande che sarà fruibile ma fino a una certa ora, fino alle 19, poi non si potrà più accedere, perché proprio in quella zona da domani mattina verranno allestiti anche i fuochi d'artificio che partiranno alle 23:30, dalle 21 la musica, alle 21:30 il grande concerto con gli artisti impegnati una mezz'ora a testa, e poi appunto alle 23:30 lo spettacolo, musica e fuochi d'artificio. Però ecco, l'importante è sapere che è tutto molto regolamentato, non vi consigliamo di presentarvi qui all'ultimo momento credendo che si possa fare un po' di tutto, anzi programmate bene sia l'arrivo con i mezzi privati o pubblici e cosa avete nello zaino, perché anche quello è sicuramente un aspetto da tenere conto. Avrei voluto fermare qualcuno per sapere se sarebbe stato presente domani sera, solo qualche turista, in realtà il sole ancora induce a rimanere all'ombra, e quindi insomma vi abbiamo aggiornato noi da qui, io e Federico Cibotto, e allora direi, Lina, che possiamo restituirti la linea. Grazie ai colleghi di Padova, buona festa naturalmente per tutti quelli che ci saranno, e anche buon lavoro a chi dovrà garantire, lo abbiamo sentito, la sicurezza. Allora restiamo sul Ferragosto, poi torneremo alla cronaca, perché i colleghi di Vicenza sono andati anche a sentire la gente, come trascorrerà questo fine settimana, i vicentini. Tra l'altro naturalmente alle prese con annunci di rincari per l'autunno, sappiamo bene che è stata anche sul fronte del dispendio energetico, molti tuttavia non hanno rinunciato alle vacanze, insomma che Ferragosto sarà? Allora ce ne parla il nostro Daniele Garbin. Vigilia di Ferragosto, siamo in Piazzale della Vittoria, alle mie spalle il santuario della Madonna di Monteberico. Ricordiamo, è anche la festa dell'Assunta, una festività mariana importantissima per la città, che è ancora sempre devota alla propria Madonna, e approfitterà domani della ricorrenza per venire a ascoltare le messe. Ecco, diciamo che in questa vigilia di questo capodanno dell'estate i vicentini ambiscono soprattutto di andare in montagna. Vediamo che in questo momento sì, c'è l'AFA, ma si intravedono, il tempo insomma promette bello ma anche caldo. L'AFA resterà soprattutto programmata domani e domenica. Solo da lunedì si parla di un momento di fresco, ecco, una diminuzione delle temperature. I vicentini proprio ambiscono a uscire dalla città proprio alla ricerca del fresco, meno il mare, più la montagna, e confermate le grigliate, soprattutto voglia di stare in famiglia, tra gli amici e stare bene insieme. Ecco, noi li abbiamo sentiti poco fa, direi che l'ultima parola aspetta a loro, sentite cosa ci hanno detto. Qualche bella grigliata in compagnia, qualche malga, diciamo una visita sulle malghe e i nostri forti, che sono sempre da rivedere, storici e piacevole. Cosa farà Ferragosto? Assolutamente niente, rimarrò a casa. Al fresco no, perché non ho il condizionatore, però in giro c'è troppa gente, quindi a casa e in relax con gli amici. La tradizione cosa prevede? Quella sua, quella che ricorda gli altri anni? Grigliata e gavettoni, ma quest'anno con questo caldo niente grigliata, forse gavettoni. Ferragosto lo faccio in Francia, non ho idea. In realtà non ho voglia di fare programmi, vado in altopiano dove ho la casa e cercherò di evitare il caos che ci sarà, perché lo so. Ferragosto è diventato la parte principale e non ci si ricorda più che è l'Assunta, che quindi è festa della Madonna, la più importante per eccellenza, la festa della Madonna. Noi qui abbiamo la Madonna di Monteberico, che è fondamentale, e di solito si andava su a monte. Io resto a casa, porto a passeggiare il cane nella città vuota. Menù? Ah no, quello di tutti i giorni, una cosa banale, non mi sono neanche accorta che è Ferragosto. Guardi, sono andata al mercato, mi sono già comprata pasticcio alle verdure, crocchette con lo speck, quindi il mio menù me lo sono già fatto. Così non ho da cucinare, con sto caldo sono a posto, la gatta è a posto, quindi questo è il mio Ferragosto. È importante la parte religiosa.
Anche certo che sì, bisogna credere soprattutto in questi periodi qua. Alla Madonna cosa bisogna chiedere secondo lei? Una grazia, penso. Lei non abita qui, è una vicentina all'estero. Sì, una vicentina che vive a Cincinnati, in Ohio, dove ci sono peraltro altri italiani e anche altri vicentini e si festeggia assieme il Ferragosto e io per assurdo l'ho sentito di più lì a Cincinnati. Ci siamo trovati anche l'anno scorso, eravamo una trentina, ognuno ha portato qualcosa e abbiamo festeggiato la giornata assieme, quindi è un po', secondo me, quando si è all'estero c'è proprio questo bisogno di ritrovarsi, si ritrovano di più le tradizioni. Avete sentito, dunque anche gli italiani all'estero festeggiano il Ferragosto. Ne riparleremo tra non molto, sia per fare il punto, dicevamo, sul traffico, ma anche perché le città spesso e volentieri si svuotano, anche perché si chiudono molte attività produttive in questo periodo e da Treviso ne parleremo con l'Ascom di questo tema. A proposito di affollamenti, torniamo sulla polemica scatenata da quelli che si sono verificati l'altra sera, mercoledì, sul Monte Grappa, perché in tantissimi hanno pensato di andare lassù a assistere all'eclissi di sole, rimanendo di fatto imbottigliati. Vediamo. Un ingorgo infinito. Buona serata. O ancora è quello che ha comportato la tanto attesa eclissi di sole di ieri sera sul Monte Grappa. Grande la partecipazione, con turisti e cittadini arrivati anche da fuori provincia per godersi al meglio lo spettacolo. Ma come potete vedere da queste immagini, per molti quello che doveva essere un evento da ammirare con il naso all'insù si è trasformato in una lunga attesa in auto, in mezzo a strade completamente intasate. Migliaia di persone che si sono riversate sulle strade nei punti panoramici sia della Piedemontana che sul Monte Grappa, e proprio sul Monte Grappa c'è stato un afflusso così importante che, considerate le dimensioni della strada, ha comportato inevitabilmente anche delle interruzioni del traffico e soprattutto dei blocchi legati a molte persone che poi hanno parcheggiato le auto lungo i cigli, impedendo di fatto che si snodasse la viabilità con un sistema regolare. Grandi aspettative per un evento straordinario, dunque. Aspettative purtroppo disattese, o per il traffico in tilt o per il meteo, che non era esattamente dalla parte degli spettatori. Il fatto che ci siano state tante persone inevitabilmente ha comportato anche dei disagi, non tanto qui in accesso, perché comunque il traffico già dal pomeriggio era intenso e sostenuto, qualcuno cercava anche il refrigerio legato alle alte temperature di queste giornate, ma soprattutto in fase di discesa, quando dopo magari non aver potuto vedere molto perché purtroppo le condizioni meteo hanno reso questo fenomeno non visibile in modo chiaro, è successo che tanti si siano riversati contemporaneamente in discesa, creando anche attese di mezz'ora, 40 minuti, un'ora per potersi muovere. Da una parte i disagi provocati dall'incredibile afflusso di persone, dall'altra il segnale positivo di un territorio che, anche in un giorno infrasettimanale, dimostra di avere una forte attrattività turistica. Moltissime attività commerciali ieri sera avevano registrato il sold out e di conseguenza questo non può che far piacere, perché dimostra che il nostro territorio ha comunque ancora una vivacità. Ma la polemica non è tardata ad arrivare, non solo tra i visitatori delusi. Sulla vicenda è intervenuto anche il leghista Giuseppe Paolin. Quella dell'eclissi sul Grappa è l'ennesima occasione persa. Da anni parliamo di mappa UNESCO, IPA, sviluppo turistico, valorizzazione culturale del Monte Grappa, tante parole, tanti progetti, tante passerelle. Poi arriva un evento come l'eclissi, annunciato, prevedibile da mesi, capace di portare migliaia di persone sul Grappa, e ci facciamo trovare completamente impreparati, traffico paralizzato, nessuna organizzazione, nessuna gestione dell'afflusso, e sarebbero bastati pochi volontari. Così Giuseppe Paolin con le sindache che hanno rispedito al mittente le polemiche. E poi c'è l'altro aspetto di questa invasione del Grappa, rovinata in qualche modo non solo dal traffico ma anche dall'eclissi che non si è vista per la nuvolosità. Polemiche lamentele che sono arrivate appunto anche dal pubblico salito sul Grappa. In un'osteria c'è qualcuno che ha addirittura
preteso di disdire la prenotazione, di non pagare perché il sole appunto era rimasto coperto dalle nuvole e non si era visto nulla. Alcuni avventori di qualche attività commerciale qui della zona, non avendo potuto osservare l'eclissi parziale, dopo aver consumato, e questo fortunatamente all'interno dei locali, si sono rivolti ai gestori chiedendo il rimborso per quanto avvenuto, per il fatto che non avevano potuto osservare lo spettacolo naturale e soprattutto anche rimanendo delusi rispetto alle grandi aspettative che si erano fatti. Avevano prenotato un tavolo in un'osteria del Monte Grappa per mangiare e poi assistere all'eclissi parziale di sole. Il locale aveva pubblicizzato l'iniziativa anche sui social: mangia qui da noi e poi goditi l'eclissi. La posizione su una collina e con un ampio prato verde all'esterno sembrava effettivamente ideale, ma poi si sono messe in mezzo le condizioni meteo e così, non potendo godere dello spettacolo come speravano, i clienti hanno deciso di chiedere il rimborso. Questa purtroppo è una di quelle tipiche cose che io lego ai colpi di calore, perché non si può pensare che un fenomeno naturale possa essere controllato dall'uomo, tantomeno che venga richiesto un rimborso a tutte quelle attività che si sono viste fortunatamente riempite in un giorno infrasettimanale e che non possono nulla rispetto a questa situazione. Pubblicità ingannevole, questo è il motivo con cui hanno accompagnato la loro richiesta, facendo riferimento al post pubblicato online dal locale. Io capisco, e qui ci metto anche un po' di critica rispetto a chi crede che tutto sia dovuto. Siamo nell'era dei social, nell'era in cui tutto sembra che avvenga di fronte a casa nostra, che possa avvenire contestualmente ovunque, ma sappiamo che sono fenomeni naturali, sono qualcosa che non può corrispondere alla volontà che noi abbiamo, alle aspettative che ci facciamo. Ieri è stata una cosa che secondo me è molto sgradevole, quindi quella di dover chiedere anche un rimborso per qualcosa che è un fenomeno naturale. Questo è successo sul Grappa e alle pendici del Grappa. Allora andiamo a vedere che Ferragosto sarà anche dal punto di vista meteorologico, perché sappiamo che siamo prossimi a una svolta. Molti stanno cercando anche in questo fine settimana refrigerio più sui monti che al mare. Bolzano e Rovigo bollenti, dice l'home page del Gazzettino, si toccano i 38 gradi, ma da lunedì pioggia e temporali, l'attesa svolta che ancora non si è vista. Restiamo sull'home page del Gazzettino, che da Cerea, siamo nel Veronese, la notizia di un gravissimo incidente: perde il controllo dell'auto e travolge un bambino sul marciapiede. Il piccolo è grave, vedremo come evolverà anche questa notizia. Torneremo tra poco alla cronaca e anche al fronte degli incendi. I colleghi della redazione di Udine sono impegnati in queste ore in un'edizione straordinaria per quanto sta succedendo in Carnia, ma torneremo anche sul tema di Miane e da Belluno anche sul lago di Santa Croce. Intanto andiamo qualche istante in pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG. Allora andiamo di nuovo alla cronaca. Abbiamo aperto questa edizione con la doppia tragedia di Fara Vicentino, una coppia, marito e moglie, trovati morti, erano deceduti da almeno una decina di giorni, morti in casa, e occorrerà far luce su quello che è accaduto. La stessa vicenda capita in quel di Rovigo, è accaduta nei giorni scorsi in quel di Rovigo, con la Procura della Repubblica che anche in questo caso ha aperto un'inchiesta. Siamo in un appartamento della città con la badante che ha scoperto i cadaveri dei due anziani coniugi e lanciato l'allarme. La Procura di Rovigo ha aperto un procedimento nei confronti di ignoti per omicidio colposo. Il fascicolo è stato aperto dopo la scoperta dei corpi di due anziani coniugi di 94 e 95 anni ritrovati nella loro abitazione della frazione di Mar di Mago dai poliziotti della questura di Rovigo. A dare l'allarme la badante, quando è arrivata nella loro casa e ha scoperto i due cadaveri. I primi accertamenti, fatti con i vigili del fuoco, hanno consentito di escludere eventuali perdite di gas dall'impianto di casa, e sui corpi degli anziani non erano inoltre presenti segni apparenti di violenza. A quel punto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica e l'appartamento è stato sequestrato per effettuare i rilievi. In queste ore è stato conferito l'incarico per l'autopsia
per accertare cause e momento preciso del decesso. E ci sono 2 comunità in lutto per la morte a Pasiano di Pordenone del 58enne Adriano Manzan, che è deceduto davanti agli occhi dei familiari venendo colpito al volto da un albero che stava tagliando in giardino poco prima di partire per le vacanze. Lavorava alla ditta Quadrifoglio Group di Mansuè, dove naturalmente la notizia ha sconvolto i titolari e i colleghi di lavoro. A Pasiano gli amici hanno raccontato lo shock dell'incidente. Ero lì praticamente quasi quando è successo, quindi sono intervenuto anche a dargli una mano, l'abbiamo estratto dall'albero, quindi ho visto la scena, era a terra con la faccia girata, ho viste tante, ma avere la persona, l'amico che da un momento all'altro sparisce è proprio terribile. Ai microfoni di TV12 il racconto dell'amico Umberto Mozzon, ex vigile del fuoco presente sul posto al momento dell'accaduto, ripercorrere i drammatici momenti dell'incidente che è costato la vita al 58enne Adriano Manzan, travolto nelle scorse ore da un tronco di 40 centimetri che si è improvvisamente girato durante il taglio. E noi in compagnia ci conoscevamo da quando eravamo giovani, quindi abbiamo condiviso il matrimonio con la moglie, voglio dire, per noi era, poi avevamo il gruppo, ci trovavamo ancora, facevamo qualche cena insieme. E me lo ricordo un ragazzo molto disponibile innanzitutto, un gran lavoratore, instancabile. Sarebbe dovuto andare in pensione tra un anno. Adriano, descritto da amici e vicini di casa come un uomo dinamico e pieno di iniziativa, era amante delle corse in moto e residente a Pasiano con la famiglia da oltre 20 anni. Stava sistemando il giardino prima di partire in moto con il motoclub e per farlo in sicurezza aveva persino noleggiato la piattaforma a Cestello. Un grande amico, un gran lavoratore, non diceva mai di no a nessuno, qualsiasi cosa gli chiedessi, e una persona buona. L'ho visto la sera prima che era venuto a fare il pieno della moto, perché oggi avrebbero dovuto fare un giro in moto e invece... Adriano lascia i 2 figli e la moglie presenti in casa mentre si consumava la tragedia, intenta a preparare il pranzo per il marito e i 2 amici, a tentare i primi disperati soccorsi insieme al figlio che si trovava in taverna con il nonno. Erano stati proprio gli amici Demetrio Lazzarotto e lo stesso Mozzon. Pasiano si ritrova una comunità in lutto e stretta attorno a una famiglia ben voluta da tutti. Non mi rendo conto perché è successo, perché proprio se dovessi scegliere una persona che stava sempre attenta, che faceva tutte le verifiche possibili, avrei pensato di sicuro a lui. Adriano certamente era una persona buona e gentile, sempre pronto a dare una mano se qualcuno aveva bisogno di qualcosa, e si faceva sempre in 4. Appassionato di moto, tant'è vero che possedeva una moto da antiquariato, come tra l'altro la possiedo io, quindi così ogni tanto ci capitava di parlare di queste cose. Mancherà a tutti, mancherà alla famiglia, mancherà agli amici, ed è di sicuro una tragedia che nessuno si aspettava. Pasiano, che tra l'altro ha fatto da sfondo a un altro episodio di cronaca nei giorni scorsi, l'incidente dell'ultraleggero precipitato. Ci sono novità nelle indagini, perché la Procura di Pordenone ha ufficialmente affidato la perizia tecnica al generale dell'aeronautica in pensione Carlo Landi per chiarire le dinamiche dell'impatto sulla quercia. Il pilota 72enne Gabriele Modanese, indagato a sua garanzia per disastro aviatorio e lesioni colpose, si è affidato alla tutela legale degli avvocati Jessica Canton e Sara Pezzutti. L'incarico permetterà alla difesa di nominare un proprio consulente per seguire gli accertamenti e il delicato recupero del velivolo. Tra l'altro ricordiamo che il passeggero è ancora ricoverato a Treviso in prognosi riservata, in ambiente intensivo, quindi le condizioni rimangono serie. A Treviso, proprio a Treviso adesso, con la paradossale vicenda del cantiere presidiato, sorvegliato da polizia locale e carabinieri per consentire che i lavori vengano terminati in sicurezza, perché l'altro giorno alcuni operai sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di stranieri che rimproveravano loro di avergli impedito di passare, visto che i lavori erano in corso
da lì e si sono presentati con spranghe e spray urticante. Da qui sono stati scortati letteralmente dai vigili e dai carabinieri. Sono già passati sia i carabinieri che la polizia locale un paio di volte e stanno continuando a fare comunque controlli avanti e indietro per la zona. Avete paura adesso? Paura non troppa, nel senso dubito torneranno a breve, però comunque siamo sempre molto sull'attenti, quello sì. Dopo il gravissimo episodio che ha visto 3 operai malmenati da altrettanti residenti nel cantiere di via Codemo, sono scattati i controlli da parte delle forze dell'ordine per far proseguire in sicurezza i lavori di posa della nuova tubatura del gas, lavori che dovrebbero terminare il pomeriggio prima di Ferragosto. Tra carabinieri e polizia locale, ora il luogo in zona San Zeno è fortemente presidiato perché quello che è accaduto non si ripeta mai più, ovvero che persone che fanno il loro lavoro debbano farlo con la paura di finire in ospedale, se non peggio. Un residente di origine nordafricana aveva tentato l'altro giorno di passare attraverso il cantiere per recarsi a casa, ma gli era stato negato il passaggio perché la strada era interrotta per lavori. Non dandosi per vinto, dopo aver insultato e tirato dei sassi contro gli operai, il giovane è tornato qualche ora più tardi con 2 complici, spranghe e spray al peperoncino, usando violenza contro 3 operai. 2 sono stati giudicati guaribili in 5 giorni, mentre un terzo ha una prognosi di 40, tra ferite alla testa e probabile rottura di un polso. I 3 aggressori sono stati tutti regolarmente identificati, denunciati e rilasciati a piede libero. Una situazione surreale per un quartiere che, raccontano i vicini, è fatta per un buon 60% di residenti di origine straniera, che a volte però provocano preoccupazioni. Come questo ragazzo che ha pensato bene di bivaccare nel giardino di un'abitazione privata mentre la proprietaria era in ferie, fino a quando, dopo la segnalazione a Contarina, è toccato ripulire l'area, a spese naturalmente della collettività. E a proposito di vicende che fanno clamore, andiamo a Ponzano Veneto, dove una famiglia Sinti si fa costruire una piscina davanti a casa. Peccato che l'area su cui sorge l'abitazione stessa sia comunale, loro abusivi, la piscina pure, e hanno deciso di non pagarla. Il costruttore si è rivalso su di loro e in seconda battuta anche sul comune, che ora rischia di dover sborsare i denari per questa piscina. Sentiamo il sindaco. Il comune è stato chiamato in giudizio e deve rispondere a una richiesta di risarcimento rispetto a una piscina che è stata costruita abusivamente nell'area che oggi il comune sta tentando di vendere a chi vi abita, e cioè le famiglie Revac. Quale soluzione migliore per cercare refrigerio da questo caldo se non facendosi costruire una piscina a casa? Il costo della vasca però rimane insoluto, insomma nessuno paga. Così il costruttore, direttamente dalla Romania, pensa bene di trascinare in giudizio sia la famiglia che il comune di Ponzano, proprietario dell'area in cui sorge la casa. Eh sì, perché si tratta pure di una costruzione abusiva che l'amministrazione comunale sta cercando di sanare da anni. Rispetto a un'area che è stata sequestrata a suo tempo dall'amministrazione Massolini, in quanto costruzioni abusive, il comune aveva ordinato l'abbattimento che non era stato eseguito e quindi si era proceduto al sequestro dell'area. Dopo 20 anni circa stiamo tentando di vendere l'area ai soggetti che la vivono, e solo che nel frattempo una delle 3 famiglie che risiedono ha deciso regolatamente di cominciare una piscina. Più che sanare la vicenda si sta complicando ancora di più. Abbiamo dovuto procedere ad affidare il tutto a un legale che ci difenda, stesso legale che sta percorrendo il percorso per rivendere l'area attraverso un avviso pubblico a chi appunto vi risiede, e oggi sfortunatamente ci troviamo a dove rispondere anche di questo. Una storia che si trascina da anni tra bandi di gara che non hanno trovato ancora una soluzione e ora addirittura una piscina che ha trascinato il comune in tribunale assieme alla famiglia. Diciamo che in Italia nulla è semplice e ciò che potrebbe diventare una soluzione si sta complicando, quindi ci auguriamo insomma che il tutto finisca bene, che chiaramente chi ha costruito paghi anche il costruttore, per poi continuare il percorso di vendita dell'area. Perplesso il sindaco, ma le famiglie che oggi abitano in queste villette non sembrano essere toccate minimamente dal problema. Per ora, fino a quando dovranno comparire in un'aula giudiziaria.
Questa è la vicenda raccontata dalla nostra Daniela Sizia. Andiamo adesso in Alta Padovana. Durante un furto in abitazione i ladri avevano trovato le chiavi dell'auto ed erano fuggiti a bordo della Fiat Punto di famiglia. Grazie a una segnalazione però il veicolo è stato ritrovato e restituito dalla polizia locale. Si è conclusa bene e nel giro di pochi giorni la vicenda del furto di un'auto avvenuto a Campo San Martino ai danni di una famiglia in vacanza al mare. Gli agenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese infatti hanno rintracciato e riconsegnato ai legittimi proprietari la Fiat Punto. Tutto è partito dalla segnalazione di un residente di San Giorgio delle Pertiche che da alcuni giorni aveva notato la presenza nel parcheggio condominiale di un veicolo mai visto prima e apparentemente incustodito. Insospettito dalla situazione, il cittadino ha allertato la polizia locale, che ha immediatamente avviato gli accertamenti. Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che l'auto corrispondeva a quella rubata a Campo San Martino nell'ambito di un furto in abitazione. Approfittando dell'assenza dei proprietari in vacanza al mare, infatti, i ladri si erano introdotti nell'abitazione forzando la porta d'ingresso e sottraendo oggetti di valore e apparecchiature informatiche, fuggendo poi con la Fiat Punto di famiglia. Il veicolo è stato ritrovato aperto e con le chiavi abbandonate sul sedile. Il comandante della polizia locale, Antonio Paoloci, ha sottolineato l'importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine e delle segnalazioni immediate in caso di sospetti. Caldo intenso, siccità e purtroppo incendi. Andiamo subito in diretta dal nostro Omar Costantini. I colleghi, come vi dicevo, stanno seguendo quello che accade ad Amaro e la situazione addirittura è seguita con un'edizione straordinaria dalla nostra redazione di Udine. Omar, buongiorno, com'è? Facci il punto di quello che sta succedendo. Sì, buongiorno da Amaro, come hai detto tu giustamente siamo in diretta su TV12 in straordinaria dalle 11 di questa mattina per raccontarvi quello che sta accadendo sul Monte Amariana, perché sembrava tutto sistemato, poi intorno alle 15/16 di ieri pomeriggio si è alzato un vento da sud-est verso sud-ovest che ha continuato, anzi ha rialimentato le fiamme e in poco tempo le stesse dal monte sono scese verso valle. Stanno operando 2 elicotteri della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia insieme al Canadair, in soccorso anche 3 Canadair della vicina Repubblica di Slovenia che hanno dato manforte per cercare di limitare quanto possibile questo incendio, che per fortuna è ancora lontano dai primi centri abitati, perché sembrava che a un certo punto potesse attaccare un vicino alloggio agrituristico, poi per fortuna si sono fermati in tempo e si è riusciti a creare una sorta di barriera artificiale per evitare il peggio. Come detto, si sta lavorando il più possibile, purtroppo la siccità non aiuta. Quello che abbiamo potuto sentire anche dall'assessore Riccardi è che i mezzi, chiaramente gli uomini, i soccorsi potranno circoscrivere le fiamme ma non spegnerle del tutto. Per poter spegnere l'incendio l'unica speranza è che lunedì, come da previsioni, si verifichi questa perturbazione che potrebbe portare tanta acqua utile da una parte a spegnere l'incendio sul Monte Amariana ma anche sugli altri focolai attivi tra la Carnia e le Dolomiti friulane, e soprattutto anche portare acqua utile per le semine, le culture, perché veramente siamo a rischio praticamente oltre il limite della praticabilità. Per fortuna, e vi passo la linea, non ci sono persone coinvolte nell'incendio. A voi studio. Grazie al collega Omar Costantini per questo collegamento, grazie a Giancarlo Celant come operatore tecnico sul posto, buon lavoro ai colleghi di TV12, naturalmente abbiamo visto la situazione davvero drammatica. Amiane adesso caccia gli ultimi focolai al Bosco Mont, l'area dell'incendio scoppiato martedì è stata isolata di modo che le fiamme non possano espandersi oltre. In questo momento la situazione è stabile, ci sono ancora dei piccoli focolai che stiamo tenendo d'occhio e in montagna abbiamo le squadre che operano da terra
questo momento stanno bonificando e quindi speriamo bene si contenga questo incendio. Insomma. Si continua a lavorare a Miane per contenere un incendio sul cui spegnimento definitivo nessuno preferisce ancora sbilanciarsi. Dal pomeriggio di martedì 11 agosto gli sforzi di squadre a terra e mezzi aerei come un Canadair dei Vigili del Fuoco e l'elicottero della Protezione Civile del Veneto continuano a prodigarsi su quest'area boschiva. Possiamo dire che il peggio è passato, per scaramanzia è meglio ancora non dire niente? Io non escludo più nulla, perché ieri per esempio sembrava tutto spento e dopo è salita l'aria e siamo tornati indietro. Quindi fermiamoci un attimo, rimaniamo a quello che vediamo e continuiamo con la bonifica. Si procede dunque su due piani. Da un lato un'operazione di isolamento dell'area interessata dalle fiamme, di modo che queste non possano estendersi altrove. Dall'altro la ricerca di focolai ancora attivi. Si sta cercando di isolare l'area, ci sono sulle squadre che hanno le manichette già girate, sono pronti per lanciare acqua da sopra. Stiamo portando acqua su vicino alla Magliamont per poter poi usufruire di questa sotto. Appena rientrerà l'elicottero si farà comunque un giro di ispezione e si deciderà su come proseguire. Al momento comunque qualche focolaio c'è ancora. Prima che andassimo un attimo in pausa c'era ancora qualche focolaio, però vedendo adesso la montagna non si vede fumo, quindi ci fa ben sperare. Questa è la situazione a ieri, oggi stanno proseguendo le operazioni di spegnimento. Sappiamo che per intervenire sull'incendio di Miane i Canadair hanno dovuto attingere acqua dal mare a Jesolo e su questo è intervenuto ieri con un post sui social l'ex assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha di tutta risposta ricevuto insulti e minacce via Messenger, reo di aver scritto evidentemente il suo pensiero ormai da libero cittadino sugli interventi. Bottacin aveva rilevato infatti come il Canadair per Miane andasse a pescare l'acqua a Jesolo, mentre quello invece utilizzato per cercare di spegnere il rogo in Carnia che abbiamo visto poco fa facesse la spola utilizzando l'acqua del lago di Santa Croce in grave sofferenza. L'ex assessore ha addirittura deciso di rimuovere il suo pensiero, mai come la scelta di togliermi da tutto è stata la più giusta, ha detto al telefono alla collega Tiziana Bolognani. Fatto sta che proprio per verificare anche la situazione di sofferenza del lago di Santa Croce questa mattina è andata in sopralluogo l'assessore regionale Elisa Venturini, che è l'attuale delegata alla protezione civile. Incendi che si sviluppano in queste settimane per un non nulla, come hanno ammonito i vigili del fuoco di Treviso. Alle prese ci hanno detto con circa 22 chiamate al giorno, una media di questo tenore alla centrale operativa del comando di via Santa Barbara. Ieri è stato necessario intervenire anche all'aeroporto Canova. La centrale dei Vigili del Fuoco è operativa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e in questo periodo di particolare siccità i rischi e le chiamate aumentano. Sono ben 22 al giorno le segnalazioni che arrivano, contro una media di 19, nessuna delle quali viene sottovalutata. Nella nostra breve visita erano ben 3 gli interventi in corso all'aeroporto Canova per del fumo proveniente dalla powerbank di un passeggero su un volo Ryanair partito da Riga, a Resana per delle sterpaglie che bruciavano e nel bosco del Madean per un'auto incendiatasi sulla strada verso il rifugio Posa Puner. Quest'anno in particolare i valori hanno raggiunto livelli importanti che chiaramente rendono particolarmente secca la vegetazione e pertanto qualunque azione anche non volontariamente pericolosa fatta dal cittadino può diventare una situazione che può evolversi anche a causa del vento in qualcosa di complicato e di drammatico. Tra l'altro esistono anche le autocombustioni come per esempio per le balle di Siena. Sì, esiste poi anche il rischio di autocombustione, quindi di autoaccensione dovuto a fenomeni vari di reazioni che si verificano in contesti in cui abbiamo dei prodotti vegetali o altro, e questo con le elevate temperature è statisticamente un fenomeno che aumenta. È una stagione caldissima e secca, dunque fare attenzione ai comportamenti a rischio è fondamentale. Sicuramente effettuare delle lavorazioni come saldatura o taglio di materiale ferroso in questo momento in prossimità di vegetazione, in prossimità di materiale particolarmente secco, rischia di essere causa di un principio di incendio.
E a questo si possono aggiungere, ahimè, dei comportamenti assolutamente da evitare, quali potrebbero essere cercare di bruciare quei nidi di vespe, di calabroni che si trovano sugli alberi, che poi a causa magari come possiamo dire, dell'imprevedibilità degli animali portano quell'incendio a spostarsi nella vegetazione e a quel punto a poter prendere una piega che da fuoco controllato diventa a tutti gli effetti un incendio assolutamente incontrollato. Per non parlare poi dei device elettronici facili al surriscaldamento. Utilizzare quindi il buon senso per dare un ciclo di riposo anche alle macchine è utile a prevenire, così come è bene usare precauzioni e molta attenzione se si stanno per fare le grigliate di Ferragosto. Esistono tutta una serie di zone quali aree adibite a picnic piuttosto che zone specifiche in cui è possibile effettuare questo tipo di attività, perché sono aree costruite per accogliere questo tipo di attività appunto, e talvolta però, dati gli spazi ristretti, ahimè la cittadinanza cerca ricovero in ambienti che non sono stati progettati e idonei per quel tipo di attività, e questo in condizioni meteorologiche anche avverse, quali potrebbero essere temperature elevate sommate magari a una giornata ventosa, rischiano di spostare il principio di fuoco, il principio di incendio da una zona a una zona in cui poi diventa complicato da gestire. Sugli incendi boschivi, in particolare quello di Miane, la cui competenza è regionale, i vigili del fuoco sono solo di supporto, perché in quelle zone particolarmente impervie possono arrivare per il momento solo i Canadair. E noi continuiamo a raccontare il Ferragosto di chi rimane in città. Non è sempre semplice, ve lo anticipavo prima, molte chiusure in queste settimane e negozi che secondo l'associazione commercianti sarebbe ora programmassero, magari con una regia dall'alto naturalmente, le chiusure, di modo da lasciare anche in città, che ormai hanno come le nostre una vocazione non solo residenziale ma anche turistica, più negozi e locali aperti. Allora andiamo in diretta da Treviso con Elena Dal Forno, Nicoletta Rizzetto. A voi. Sì, Lina, buongiorno e naturalmente buongiorno a tutti i nostri telespettatori, proprio con il cartello che vi sta facendo vedere Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Chiusura per ferie dall'8 al 24 agosto. Sono 2 settimane sacrosante, lo chiediamo al presidente di Ascom Commercio Federico Capraro, che è qui con noi. 2 settimane sacrosante, ma se ci vanno tutti in ferie 2 settimane in questo periodo la città rimane chiusa, ed effettivamente è quello che un po' stiamo vedendo. Sono naturali le chiusure in queste settimane e in questo mese in particolare. Dobbiamo pensare però che Treviso ha una nuova declinazione, che è quella di una vocazione turistica, e quindi una serie di servizi devono essere garantiti. Oggi i servizi che la città garantisce sono sufficienti, ma credo che una città che abbia questa prospettiva come Treviso debba trovare una formula nuova, diversa. Probabilmente quest'anno siamo stati presi tutti alla sorpresa, così, questo caldo eccessivo che ha svuotato i centri per molte settimane, anche di turisti. Però oggi c'è da pensare in maniera diversa per garantire servizi e un'offerta variegata. Ecco, proprio adesso con le immagini, con Nicoletta ci spostiamo proprio lungo questa via che è vicino a Piazza San Vito, è la via che porta poi in Calmaggiore, e andiamo a vedere altri cartelli e altri negozi chiusi. Presidente, abbiamo anche incontrato il sindaco pochi minuti fa, che ci ha detto effettivamente una città come la nostra, che ormai è conosciuta in tutto il mondo, avrebbe bisogno di una regia superiore per non incorrere poi in questo tipo di problemi. Sì, credo che Treviso debba porsi questo obiettivo, che non è ambizioso, è nelle corde della città e della crescita che sta facendo dal punto di vista turistico. C'è un'offerta completa, credo che Treviso offra tanto. Non serve probabilmente offrire di più, serve probabilmente coordinare meglio in modo da garantire i servizi, ma l'offerta di quest'estate della città è stata, in termini di eventi, di appuntamenti, di musica, di spettacolo, di cinema all'aperto, c'è stata un'offerta assolutamente all'altezza del nome di Treviso. Bisogna fare probabilmente non di più, ma qualcosa meglio. Ecco, proprio una nota, siamo passati insomma per varie strade e abbiamo visto tantissimi turisti che, Presidente, sono venuti anche per mangiare il tiramisù, perché ormai bisogna dire questo è un veicolo di Treviso nel mondo.
Treviso piace la città, piace come noi la viviamo, la gente viene anche per il nostro stile di vita e sicuramente ci sono due aspetti, al di là di quello artistico e culturale, due aspetti che nel tempo sono cresciuti molto, sono l'aspetto enogastronomico, per cui una delle eccellenze dell'enogastronomia, i turisti vengono richiamati magari dal tiramisù, ma scoprono i prodotti, scoprono la cucina trevigiana. E poi c'è l'offerta commerciale, che è un'altra eccellenza della città. I negozi sono belli, devono essere aperti anche perché fanno parte del corredo dei requisiti che questa città ha e che presenta ai propri turisti. Ecco Lina, e adesso con Nicoletta Rizzetto vi facciamo vedere un'ultima chicca, cioè non chiudono solo i negozi, i bar e i ristoranti, ma chiude anche la chiesa di San Vito. Guardate il cartello che è stato esposto proprio qui, fuori di questa bellissima chiesa cittadina. Tutto agosto la chiesa rimane chiusa e su questo cartello, anche un po' simpatico però insomma non troppo, ti restituisco la linea e poi stasera daremo ulteriori approfondimenti con il sindaco e anche daremo l'appuntamento per il concerto dell'Assunta, che è una delle eccellenze di questa città a Ferragosto. Grazie Elena Dalforno, grazie Nicoletta Rizzetto, grazie come sempre a Federico Capraro. Concerto dell'Assunta domani sera e poi domani naturalmente Treviso vivrà come ogni Ferragosto la sua cerimonia del cero alla Vergine nella chiesa di Madonna Granda, una tradizione che si rinnova ogni anno il 15 di agosto. E cosa faranno i bassanesi invece a Ferragosto? Siamo andati a chiederglielo al mercato settimanale. Ovviamente staremo con la famiglia, faremo una bellissima grigliata e poi brinderemo tutti insieme e poi ci godremo le stelle. Casa, io vivo in montagna, quindi casa un po' al fresco. Faremo un picnic in montagna. Qual è il menù? Cose da casa, insalata di riso, panini, così. Sì. Comunque qualcosa di fresco visto il caldo? Sì, sicuramente. Casa. Qual è il menù? Non lo so, siamo solo in due. Mi stava dicendo troppo caldo? Troppo caldo. Verso Rovereto, Pastrano, no? In montagna a mangiare il pesce. Sai, a fresco si mangia bene e non si spende tanto. Cosa vuoi di più della vita? Sto a casa. Al fresco? Al fresco col condizionatore, possibilmente. Siamo tranquilli così patiamo meno. Abbiamo già ordinato da 20 giorni insieme agli amici, siamo una dozzina e andiamo a Col del Gallo su nell'altopiano. Speriamo che ci sia il fresco, difatti per quello che siamo saliti. Ed è anche un bel posto, insomma, all'ombra, per cui magari si riesce a stare bene. Ai lidi, Ferraresi. Ferragosto è il compleanno di mia figlia, nata il 15 agosto e rimango qui in città. Un motivo in più per festeggiare? Certo. A Ferragosto sono in Calabria, non so ancora cosa farò. Al mare, sicuramente al caldo. A casa al fresco. Non ho nessun piano, programma per il momento. Casa? Sì. Al fresco? Porco cane. E naturalmente chi trascorrerà il Ferragosto a casa non dovrà sfidare la sorte sulle strade con il traffico previsto. Weekend, come vi dicevo, da Bollino Rosso, andiamo sulla rete Alto Adriatico tra esodo dei vacanzieri e primi rientri, specie per i turisti tedeschi e del nord Europa. Sabato di Ferragosto da Bollino Rosso sulla rete di autostrade Alto Adriatico, dove sono previsti circa 180.000 veicoli in transito. Sulla 4 Venezia-Trieste in entrambe le direzioni, la mattina e il pomeriggio, possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione Palmanova, alla mattina e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio A23
autostrade A4. Attesi in uscita alla barriera dell'Isert circa 22.000 transiti, con un aumento quindi rispetto al sabato di un anno fa, quando furono 19.100, a causa della chiusura della carreggiata nord della superstrada slovena H4. All'uscita di Latisana si prevede l'afflusso di quasi 16.000 veicoli, a San Donà 8.000. Domenica 16 ancora contrassegnata dal bollino rosso, con il primo assaggio di controesodo della stagione, in particolare per i turisti tedeschi e del nord Europa, che proseguirà poi in particolare nei prossimi 2 weekend. Punto più critico all'ingresso dell'Isert, con il transito previsto di circa 28.000 veicoli. Anche in ingresso alla Tisana è previsto rientro di circa 15.000 turisti. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di venerdì 14, dalle 7 alle 22 di sabato 15 e dalle 7 alle 22 di domenica. Aggiornamenti sul traffico in tempo reale attraverso i siti infoviaggiando.it, autostradealtoadriatico.it, le app Infoviaggiando, il numero verde 800 99 60 99 e i canali WhatsApp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico. Queste le informazioni della nostra redazione di Trieste. Ieri vi abbiamo dato quelle sulla rete veneziana, diciamo, A4, passante di Mestre, raccordo Marco Polo tangenziale di Mestre, insomma bisogna fare grande attenzione. Chi è già in montagna in questi giorni invece sta assistendo, complice purtroppo anche il grande caldo, le elevate temperature di questa estate, alla grande sofferenza del Monte Pelmo. Ieri la giornata peggiore, caratterizzata da diverse scariche di roccia che a ritmo sostenuto hanno tenuto tutti con lo sguardo rivolto alla montagna. 6 frane nel giro di pochi minuti. Alle 11.08 il Pelmo ha ricominciato a mandare segnali di sofferenza, di nuovo, ed è stato impressionante. Prima i boati, poi le scariche di roccia dal versante nord-ovest, la nube di polvere che in parte ha avvolto il Caregon del Padre Eterno. Da quel momento in poi sono state 4 ore di passione, perché i crolli si sono succeduti a distanza di poche manciate di minuti l'uno dall'altro, lasciando esposta la roccia ferita. Lo aveva detto il sindaco di Borca di Cadore in sopralluogo 2 giorni fa. La situazione è ben più grave di quello che si poteva immaginare e le frane di queste ultime ore sono tutte lì a testimoniare una situazione, certo non nuova geologicamente parlando, ma di grande impatto e che crea forte preoccupazione. Inevitabili i richiami agli escursionisti che affollano la zona: rispettate le ordinanze, non fate deviazioni che potrebbero mettere a repentaglio la vostra incolumità. Lo ribadisce il primo cittadino di Borca, lo suggerisce in queste ore anche il presidente della regione Alberto Stefani, anche se fino ad ora, oltre alle ordinanze comunali, non sono state assunte iniziative d'altra natura. Per la vigilia di Ferragosto potrebbe essere in programma un sopralluogo nel Bellunese dell'assessora regionale alla protezione civile Elisa Venturini. L'indiscrezione però non ha ancora trovato conferme. E poi c'è l'iniziativa presa dall'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo sul decoro pubblico. Se i nostri territori devono diventare turistici nella maniera in cui lo è ormai già da tempo Cortina d'Ampezzo, dunque con moltissimi visitatori, il Comune ha deciso di mettere un freno al cosiddetto turismo caffone, bivacchi, comportamenti indecorosi, situazioni che possono creare degrado o intralcio. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 di ottobre. Siamo di fronte a dei fenomeni che lasciano molto perplessa la comunità, i cittadini, i nostri ospiti. La maleducazione, ahimè, insorge. E quando è troppo, parcheggi trasformati in area camping dove ognuno si sente libero di fare qualsiasi cosa, anche di dedicarsi all'igiene personale, bivacchi improvvisati in pieno centro, outfit oltre ogni limite di decenza. L'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha detto stop, l'ha fatto con un'ordinanza d'urgenza che resterà in vigore fino al 15 ottobre. Non sarei mai voluto arrivare a predisporre un'ordinanza, ma gli anni stanno cambiando e ahimè purtroppo siamo di fronte ad azioni estremamente maleducate, poco rispettose della giusta convivenza che si deve apportare un pochino dappertutto. Diciamo che la montagna deve essere rispettata la comunità, devono essere rispettati
i cittadini. Vietato perciò sdraiarsi sui gradini dei monumenti, nei parcheggi, sulle strade o sulle soglie degli edifici quando questo provoca intralcio o degrado. Stop anche a mangiare, bere, lavarsi o dormire in condizioni ritenute palesemente indecorose o tali da arrecare disturbo. E giro di vite anche sulle mise. Vietata la circolazione o la sosta con un abbigliamento manifestamente contrario al pubblico decoro e alla comune decenza. Ci sono in questo momento, stiamo vivendo delle situazioni di forte imbarazzo, per cui con questa ordinanza do di fatto la possibilità agli agenti della Polizia Municipale di poter intervenire in virtù di una legge ben specifica e di un'ordinanza appunto che gli consente la possibilità di intervento. Contrastare gli eccessi che danneggiano tutti, l'obiettivo dichiarato, mentre l'assessore Ghezze precisa: non vogliamo fare guerra ai turisti. Nessuna azione contro qualcuno o contro nessuno, sono delle azioni che vogliono imporre il rispetto della giusta convivenza. Flussi turistici che sono in calo invece nel bacino delle Terme Euganee, ma voglia di rilancio per gli albergatori. Servono azioni in sinergia con la Regione, la riqualificazione degli alberghi, investimenti in ricerca e comunicazione. Pubblicati i dati della Regione Veneto sui flussi turistici dei primi 6 mesi del 2026 e cala il turismo termale per Abano e Montegrotto, una flessione del 3,6% rispetto all'anno precedente. In particolare il bacino termale euganeo ha registrato un meno 3,6% che purtroppo segna un anno in cui c'è stata una mancanza soprattutto del mercato Italia, che alle Terme Euganee di Abano e Montegrotto conta fino al 70%. E così Federalberghi chiede di concretizzare il piano della Regione, che è già stato approvato e condiviso con sindaci e categorie, ma che è fermo e che prevede investimenti per 4,5 milioni di euro fino al 2028. Se guardiamo inoltre il mercato termale veneto, si registra un più 1,6% e così la riflessione sulle Terme Euganee si impone ancora più urgente. La clientela italiana rappresenta il 70% del totale. Già però nei mesi di luglio e di agosto si sta registrando un'occupazione simile a quella del 2025 e poi ci si augura che per la seconda parte della stagione i dati e i flussi turistici ritornino ad avere un segno positivo. È fondamentale da qua ai prossimi 3 anni definire assieme alla Regione Veneto un piano strategico di rilancio di destinazione e investire in promozione soprattutto nei mercati esteri. Sul fronte estivo, quindi, dopo un giugno negativo, meno 4% sul 2025, anche per il maltempo, e un luglio a meno 2%, le stime per agosto sono più incoraggianti. Per trasformare l'attuale fase in una vera ripartenza servono la riqualificazione degli alberghi, investimenti in comunicazione e ricerca scientifica, collaborazione stretta con i sindaci del bacino e la piena intesa con le altre categorie economiche, commercio, artigianato, agricoltura e servizi, che rappresentano la vera spina dorsale dell'economia di questo territorio. Non ha decisamente bisogno di farsi conoscere invece Venezia. In Canal Grande ieri a Rialto ha avvistato un delfino tra gondole e vaporetti. C'è stato l'immediato appello del comune alla prudenza per la navigazione, per tutelare l'incolumità del mammifero. Eccolo il delfino avvistato nel cuore di Venezia, nelle acque del Canal Grande a Rialto, attirando l'attenzione e la meraviglia di residenti, turisti e passanti. Le immagini dell'insolito visitatore sono state rapidamente condivise online, accompagnate dall'immediato appello istituzionale per garantire la massima prudenza nella navigazione, al fine di preservare l'incolumità del cetaceo. Non sappiamo se è il nostro delfino nane, che ha frequentato in questi mesi il bacino di San Marco, o un altro esemplare. Quello che a noi interessa come amministrazione, come responsabile del traffico acqueo, è che di stare attenti a chi naviga, stare attenti all'incolumità dell'esemplare, per cui mi raccomando massima attenzione, come al solito andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a questo delfino. La priorità assoluta resta infatti la tutela dell'incolumità del delfino, esposto ai rischi legati al traffico acqueo e alle eliche dei vaporetti e delle imbarcazioni private. Per questo è stato diramato anche il codice di condotta in caso di avvistamento.
con l'invito a comportarsi in modo responsabile, evitando ogni tentativo di avvicinamento forzato o di disturbo nei confronti del mammifero marino, che potrebbe disorientarsi facilmente. Perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità. In caso di avvistamento, i numeri da contattare per segnalare la sua posizione o un eventuale stato di difficoltà sono due: il 366 925 66 38, gestito dal team di esperti dell'Università di Padova, e il 1530, il numero blu di emergenza gratuito della Guardia Costiera. Venezia che si prepara a vivere naturalmente uno degli avvenimenti principali dell'anno, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Boom di richieste all'apertura della biglietteria online, i primi dati sono sorprendenti, allora è il punto col direttore del festival, Alberto Barbera. Ci dà intanto un dato su come è partita la biglietteria? È partita benissimo, in 2 ore sono stati venduti 28.200 biglietti, ben 7.000 in più dell'anno scorso, una cosa straordinaria. Speriamo che sia un trend positivo che continua fino all'inizio della mostra. Non ve le aspettavate così? Beh, non ci aspettavamo un incremento di questa entità, vuol dire il 25% in più dello scorso anno, magari è solo perché c'è stata la gente che è accorsa contemporaneamente. A poche settimane dall'inizio dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia salgono al lido l'attesa e le richieste di biglietti. Il direttore del festival, Alberto Barbera, ci rivela alcuni segreti e chi non fosse riuscito ad accaparrarsi i tagliandi ha ancora speranze e potrà ritentare l'assalto. Non mettiamo tutti i biglietti in vendita allo stesso tempo, li vendiamo a scaglioni per dare la possibilità anche a chi non è libero in quel determinato giorno, e quindi il consiglio è di tentare comunque anche nei prossimi giorni per vedere se ci sono biglietti ancora disponibili. Tutti vogliono la sala grande. La sala grande è da tempo che si è rivelata, è bellissima, ma è decisamente insufficiente rispetto alle richieste del pubblico e alle aspettative, per cui un sacco di spettatori non riescono a trovare posto nella proiezione ufficiale, che è quella più ambita perché ci sono gli attori, il regista, il cast al completo. E come si può sopperire a questo? Non si può. Una volta che è andata a buca, scusate il gioco di parole, il tentativo di costruire un nuovo palazzo del cinema, credo che dovremo fare i conti con le strutture esistenti, ma la gente vuole l'esperienza della sala grande, che è vero che è unica, no? Perché è una sala che ha una struttura particolarissima, con il cast che sta in mezzo agli spettatori e che domina questa sala stupenda. Ci fermiamo adesso per un altro veloce break, a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ultimi minuti del nostro Focus TG. E allora andiamo a Mestre, dove un intero quartiere si mobilita affinché la postina resti in quella sede. Accade al Pertini, dove è stata avviata una raccolta firme, iniziativa che ha commosso la Portalettere. Tanta la mobilitazione del quartiere affinché la postina resti qui al Pertini. Evidentemente ha fatto una buona impressione per tutto il periodo che è rimasta. La vedo che parla, fa amicizia un po' con tutti, si trova con tutti, è una ragazza molto aperta. Il valore della prossimità è importante, anche i servizi di prossimità sono importanti in un quartiere come questo decentrato. Poi appunto, come mia madre diceva poco fa, il fatto che la postina sia riuscita a raccogliere tanti amici, ad avere un buon rapporto così buono, così bello con gli abitanti, indica che è una persona per bene, una persona simpatica, brava, che sarebbe il caso che si riuscisse a far restare qui da noi. Quindi avere fiducia su una persona è estremamente importante. Nel quartiere Pertini poi ancora di più, perché è un quartiere con molti anziani e voi capite che gli anziani vanno curati e vanno salvaguardati in un periodo buio come in questi anni, non c'è mai abbastanza sicurezza.
mantenere la portalettere Natalia ed evitare possa andarsene per scelta, acquisita, graduatoria o questioni burocratiche d'altro genere. E questa è la voce che rimbalza tra i palazzi del quartiere Pertini a Mestre, dove la paura del degrado urbano e la fiducia, la stima e la riconoscenza verso la postina ha spinto i residenti a una mobilitazione spontanea d'altri tempi. Quindi avete avviato proprio poche ore fa questa raccolta firme e sono già centinaia le persone che hanno... Siamo già a 150, 160, ma contiamo di arrivarne a 300, 400 in un paio di giorni, perché la gente poi viene qua a bussarci sulla porta e ci chiedono datemi da firmare, datemi da firmare. La raccolta firme avviata dai residenti per la loro postina di fiducia cristallizza l'affetto profondo e il granitico affidamento collettivo riposti in un volto simbolo della quotidianità dell'intero rione. Ormai siamo tutti conosciuti, no? Se quanto bisogno meglio di chiedere, di sapere, così più meglio, no? Perché c'è fiducia? Sì, anche, sì, certo. Brava ragazza, brava donna, faceva il suo servizio normale, regolare, educata con tutti. Questo è il mio parere. Che è pronta a dare una mano a tutti, per questo credo che sia così piacevole per tutti e che nessuno la voglia mollare. Avere una rappresentante che ha la fiducia di un quartiere non è qualcosa di bello anche per Poste Italiane? Quindi lasciatecela qua con noi, che la curiamo e lei cura noi. Questo è l'appello. Arriva un segnale positivo dall'economia. Cala in provincia di Padova il ricorso alla cassa integrazione. Sentiamo i dati. Decisamente positivi i dati sulla cassa integrazione ordinaria, più altalenanti quelli sulla straordinaria, ma si devono certamente guardare con ottimismo i numeri diffusi dall'ufficio studi di Confcommercio, che segnalano una netta diminuzione da parte delle aziende del ricorso agli ammortizzatori sociali nel primo semestre 2026 in tutta la provincia di Padova. In particolare sono 3.939.492 le ore di cassa integrazione ordinaria usate quest'anno, inferiori del 31,6% rispetto ai 5.755.946 ore di CIG dello stesso periodo del 2025. Un indicatore positivo che va sempre però confrontato con altri dati come export, occupazione, accesso al credito, natalità delle imprese e che conferma una tendenza a livello nazionale. Al dato va aggiunta la crescita, la prima decisa dopo il periodo Covid, della capacità di spesa delle famiglie italiane che nel 2026 si è attestata sui 23.261 euro, superando il dato di 22.097 euro del 2019. La vera sfida, commenta Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Padova, resta però quella di trasformare questo miglioramento in crescita stabile, sostenendo investimenti, innovazione, accesso al credito e competitività delle piccole e medie imprese. Non arrivano invece dati positivi dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha anticipato oggi, essendo domani Ferragosto il suo focus settimanale. C'è un calo consistente, ci dice Paolo Zabeo dell'ufficio studi delle realtà artigiane. Sentiamolo. Anche se negli ultimi 10 anni in Veneto abbiamo perso oltre 48.000 artigiani, è verosimile ritenere che l'intelligenza artificiale non farà sparire questi lavoratori, ma li selezionerà. Tra chi la userà come un aiutante instancabile per partorire idee e progetti in pochi secondi o per delegare la burocrazia di tutti i giorni, e chi invece se la ritroverà come concorrente, dove un abito, un mobile, un lampadario potranno essere realizzati in serie da una stampante in 3D. Il rischio vero quindi non sarà quello di essere sostituiti, ma di perdere terreno rispetto a chi saprà usare questa nuova tecnologia, mentre per il cliente finale sarà sempre più difficile accorgersi della differenza tra i prodotti fatti a mano e quelli realizzati da una macchina.
Questo è l'avvertimento che arriva dalla CGA. Allora, il tempo a nostra disposizione sta finendo. Solo per mostrarvi dal home page dell'Arena di Verona l'immagine dello scenario del drammatico incidente che si è verificato questa mattina a Cerea. Auto esce di strada e travolge un bambino di 7 anni in centro paese, portato in ospedale in codice rosso. Ci sono altre 2 persone ferite, a condurre la macchina una donna sotto shock. Vedremo come evolverà questa drammatica situazione. Io ringrazio in regia Edoardo Paris, Tommaso Migot. Il nostro Focus TG termina qui. Naturalmente, come sempre, vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera con tutti gli aggiornamenti. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.